Buonasera a tutti, possiamo cominciare e un attimo. Ok. Buonasera a tutti. Prima di iniziare questo Consiglio Comunale, tenuto conto della gravità della situazione internazionale e in particolare per porre attenzione a quanto sta avvenendo ai confini dell'Europa e per omaggiare i defunti e riflettere sul valore della pace, nella speranza di poter presto celebrare il momento in cui cannoni, fucili e aerei smettano di mietere vite umane, propongo a questo Consiglio un minuto di silenzio. Ringrazio tutti. Ancora un ringraziamento, un saluto prima di iniziare, perché a nome di tutto il Consiglio Comunale porgo i saluti e do il benvenuto alla nostra nuova segretaria comunale, la dottoressa Patrizia Pavan, alla quale cedo la parola per iniziare con il nostro appello. Scusate. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco, Montisano Vera, Doretto Catiuscia, Assente giustificata. Perissinotto Nicola, Zia Paolo, Canta Elisa, Divece Daniela, Trevisan Elisa, Bravin Rachele, vi guardo anche così, Finotto Alberto Fabio, Guglielmini Pierino, Battistuta Diego, Marchesan Rocco, Striuli Luciano, Buoso Arianna, Miollo Carlo e Basso Lino Antonio. L'Assemblea è correttamente e validamente costituita e vengono nominati quali consiglieri e quali scrutatori i consiglieri Lino Baso, Rocco Marchesan e Rachele Bravin. Possiamo dunque passare al primo punto dell'ordine del giorno relativo alle interrogazioni e interpellanze, se ve ne sono. Prego, consigliera Buoso. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Interrogazione a carattere urgente con richiesta di risposta in seduta consigliare, ex articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale. Inefficienza del servizio postale a Caorle. Premesso che è notizia di qualche tempo che a Caorle la posta viene consegnata con significativi ritardi che comportano problematiche di vario genere ai cittadini, avvisi di scadenza di ricevute bancarie consegnate quando il termine di pagamento è già scaduto, lettere di fissazione dell'appuntamento e test di screening gratuiti che vengono recapitati quando la data dell'appuntamento è già passata, bollette consegnate quando la data di scadenza del pagamento è già spirata con conseguente applicazione degli interessi di mora, posta di vario genere non recapitata. Nonostante le lamentele e i reclami rivolti dai cittadini all'ufficio postale, la situazione è rimasta invariata. Considerato che il servizio postale è un servizio pubblico essenziale,
Parte della popolazione, soprattutto i più anziani, non ha accesso ai servizi telematici che consentono in gran parte di sopperire l'inefficienza del sistema postale. Con l'approssimarsi della stagione estiva, i problemi dei cittadini legati al ritardo dei servizi postali saranno destinati a moltiplicarsi. Il Comune, quale ente locale, rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità e come tale ha un'autorevolezza maggiore rispetto a quella del singolo cittadino che di fronte alle inefficienze del sistema percepisce vana ogni lamentela e per frustrazione finisce per non far sentire la sua voce. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il Sindaco per sapere se la Giunta di Caorle sia a conoscenza dei fatti narrati in premessa e se si sia attivata in qualche modo per segnalare il disagio e diffidare Poste Italiane a ripristinare l'efficienza del servizio pubblico indispensabile, se Poste Italiane abbia motivato tali ritardi, se si sia attivata per risolvere i disagi e in che modo, e se abbia indicato una data dalla quale verosimilmente il servizio tornerà a rispettare i termini di consegna. A norma di regolamento si chiede risposta in seduta consigliare, risposta scritta, no, in seduta consigliare. Voilà. I consiglieri della lista civica Rocco Marchesan, sindaco. Sì. Grazie. Prego, consigliere Striuli. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Interrogazione a carattere urgente con richiesta e risposta in seduta consigliare avente ad oggetto deliberazione del Consiglio Comunale numero 82 del 30 dicembre 2021. Premesso che all'ordine del giorno del Consiglio Comunale dello scorso 30 dicembre 2021 veniva inserito il punto numero 7 avente ad oggetto revisione periodica delle società partecipate detenute il 31 dicembre 2020, anno 2021. Con comunicazioni 22 dicembre 2021 e 24 dicembre 2021 la segreteria inviava ai consiglieri comunali i documenti preliminari per il Consiglio Comunale. Dall'esame della proposta di deliberazione relativa al punto 7 è emerso che risultava mancante la scheda di rilevazione della partecipazione societaria del Comune di Caorle alla società Caorle Patrimonio S.r.l. in liquidazione, alla quale sia la proposta di deliberazione stessa sia la richiamata e allegata relazione correttamente rinviava, in quanto riferita all'esercizio 2020, allorquando la Caorle Patrimonio S.r.l. non era ancora stata liquidata. Detta mancanza è stata rilevata dallo scrivente consigliere nel corso della discussione del citato punto all'ordine del giorno e il segretario comunale facente funzioni, vice segretario dottor Balossi, sul punto ha replicato prendendo atto che tale scheda non era stata inviata ai consiglieri comunali, ma che risultava, queste le sue dichiarazioni, comunque acquisita agli atti della proposta di deliberazione e quindi risultava presente in sede di Consiglio Comunale e da ultimo che i dati di detta scheda erano conformi a quelli riportati nella proposta di deliberazione. Tanto risulta da pagina 19 del processo verbale del citato Consiglio Comunale, pubblicato con deliberazione numero 92 del 30 dicembre 2021. Preso atto che detto punto all'ordine del giorno è stato poi approvato con deliberazione numero 82 del 30 dicembre 2021 con l'astensione dell'intero gruppo di opposizione Rocco Marchesan sindaco. Rilevato tuttavia che all'esito della pubblicazione di detta delibera all'albo pretorio è emerso che la contestata scheda di rilevazione della Caorle Patrimonio S.r.l. in liquidazione non risulta ancora allegata. Tutto ciò premesso si interroga il sindaco per avere spiegazioni in merito se detta scheda di rilevazione esista veramente e in caso positivo si intenda o meno emendare detta deliberazione allegando la scheda di rilevazione della Caorle Patrimonio S.r.l. in liquidazione sia in quanto trattasi di deliberazione necessariamente prodromica all'approvazione del bilancio di previsione, sia trattandosi di atto pubblico che non è stato formato correttamente. A norma di regolamento si chiede risposta in seduta consigliare. Ne ho un'altra. Interpellanza a carattere urgente con richiesta e risposta in seduta consigliare. Avente ad oggetto aumento rette ospiti non autosufficienti della casa di riposo Don Moschetta. Premesso che l'azienda speciale Don Moschetta, ente strumentale del Comune di Caorle, gestisce l'omonima RSA in autonomia, ma in conformità al proprio statuto, il quale prevede agli articoli 1 e 4 il rispetto dello statuto comunale
nonché dei principi e degli orientamenti espressi dal Consiglio Comunale, ragion per cui è anche sottoposta ad azione di vigilanza da parte dell'ente locale. In sede di discussione dell'ultimo bilancio di previsione del Comune di Caorle, il Sindaco ha dichiarato che, in disparte l'aumento approvato dell'imposta di soggiorno, null'altro è o sarebbe stato aumentato per tasse, imposte, tariffe, canoni, eccetera. Tanto risulta dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale pubblicato con atto numero 92 del 30 dicembre 2021. Tuttavia, con verbale del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale Don Moschetta, tenutosi in prima convocazione il giorno 29 dicembre 2021 e approvato poi in data 26 gennaio 2022, al punto numero 3, l'ente strumentale del Comune di Caorle, con il voto contrario del solo consigliere Roberto Passador, ha previsto l'aumento delle rette per i nostri ospiti non autosufficienti. Preso atto che dalla lettura del verbale stesso risulta che il Presidente dell'azienda ha proposto al CDA l'approvazione dell'aumento delle rette in quanto necessario per l'intervenuto aumento dei costi del lavoro e dei costi diretti legati all'assistenza, nonché necessario per il disallineamento con le rette attualmente applicate da altre RSA del Veneto orientale e da ultimo necessario perché non sono stati applicati aumenti dal 2018. Rilevato tuttavia che dall'esame della deliberazione di Consiglio Comunale numero 49 del 29 luglio 2021, avente ad oggetto attività di vigilanza e controllo sull'azienda speciale Don Moschetta, approvazione bilancio di esercizio 2020, risulta che il bilancio consuntivo 2020 dell'azienda è in sostanziale pareggio, anzi presenta un utile di euro 4.132 al netto delle imposte. Tutto ciò premesso si interpella il Sindaco per sapere se l'aumento delle rette per gli ospiti non autosufficienti della casa di riposo Don Moschetta è stato determinato da atto di indirizzo politico del Sindaco e della Giunta Comunale oppure da autonoma valutazione e scelta dell'azienda speciale. Se ritiene che il disallineamento delle rette con altre RSA del territorio o il mancato aumento delle rette negli ultimi 3 anni siano ragioni sufficienti per aumentarle ora. Se ritiene, anche a prescindere da quanto sopra, che questa sia una scelta politica, sociale e assistenziale corretta, in un momento storico così difficile per le famiglie, per gli anziani, per le persone fragili con disabilità, nonostante la vocazione sociale vicina alle persone, al territorio e alle esigenze della comunità locale che l'azienda speciale Don Moschetta ha sempre avuto sotto le precedenti presidenze. Se infine il Comune di Caorle, anche in considerazione delle risultanze di bilancio consuntivo 2020 dell'azienda speciale, ha già esercitato l'azione di vigilanza, se intenda o meno esercitarla, per verificare se corrisponde al vero che vi sia stato un aumento dei costi del lavoro e dei costi diretti legati all'assistenza, come dichiarato dal Presidente dell'azienda medesima nella citata riunione del Consiglio di amministrazione. A norma di regolamento si chiede risposta in seduta consiliare. Ci sono altre? Prego, Capogruppo Miollo. Grazie, noi abbiamo una mozione. Allora, Consiglio Comunale di Caorle. Preso atto della preoccupante escalation del conflitto in atto in territorio ucraino dopo l'invasione militare russa, evidenziato che la situazione è estremamente complessa ed è ancora difficile decifrare il disegno geopolitico in atto e gli scenari che potrebbero configurarsi anche al di fuori dei confini ucraini. Ricordato che l'articolo 11 della Costituzione italiana ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ricordato altresì che il conflitto in atto si pone in contrasto con i principi del diritto internazionale e in particolare con l'Unione Europea, che si prefigge di promuovere e contribuire alla pace e alla sicurezza, oltre che alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Ritenendo che l'attacco militare in corso possa deflagrare con gravi conseguenze sociali ed economiche sull'intera comunità internazionale, mettendo a rischio la sicurezza dell'Europa e la stabilità globale, che l'unica via di uscita sia porre fine alle ostilità e riprendere la via diplomatica, impegna il Sindaco e la Giunta a manifestare a nome dell'intero Consiglio una ferma condanna per l'aggressione militare in atto in Ucraina e solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita,
a sostenere ogni atto assunto dal governo italiano in accordo con gli altri paesi dell'Unione Europea e con la NATO, a invitare il governo italiano ad attivare ogni sforzo e ogni canale diplomatico per porre fine all'attacco in corso. Consiglieri comunali Carlo Miollo e Lino Baso. Vorrei aggiungere, per precisione, che questa iniziativa è un'iniziativa che la Lega porta avanti su tutti i consigli comunali, per cui tutti i consiglieri Lega portano questa mozione all'attenzione dei consigli, quindi non vuole svilire certamente il punto 7 che oggi andremo a dibattere e andremo a deliberare successivamente. Si aggiunge sostanzialmente con gli stessi principi e quindi coralmente ci uniamo insieme alla Giunta in questi buoni propositi. Grazie. Qualche altra interrogazione, interpellanza? Bene, possiamo passare al punto 2, approvazione verbali sedute precedenti. Ci sono interventi sul punto? Nessuno? Possiamo passare alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Passiamo ora al punto 3, relativo a criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'articolo 7 bis della legge numero 16 del 2022. E passo la parola all'assessore Luca Antelmo. Grazie Presidente. Oggetto: criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi ai sensi dell'articolo 6,7 bis della legge regionale 22.693, numero 16, anno 2022, approvazione, convenzione, attuazione del progetto servizio di orientamento e consulenza ai comuni per la partecipazione ai bandi pubblici. Premesso che la legge regionale 16 del 22 giugno 93, iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale, promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale, inteso come il territorio nord-orientale della città metropolitana di Venezia. Con la legge regionale 6 del 3 febbraio 20, la Regione Veneto ha profondamente rivisitato l'impianto normativo della legge regionale numero 16 93, sulla base anche di quanto proposto e condiviso con la conferenza dei sindaci del Veneto orientale ed, in particolare, è stato riscritto l'articolo 1 della suddetta legge, ampliando le finalità di cui possono essere perseguite le iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale, ora non più ancorate al mero fine di rafforzare l'assetto istituzionale del territorio, in armonia e in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 18-2012 in materia di riordino territoriale e gestioni associate, ma legate alla valorizzazione e sviluppo del territorio e a vari comparti produttivi ed economici quali industria, artigianato, turismo, commercio, eccetera. Per il raggiungimento di tali finalità, la Regione Veneto, per l'esercizio 2022, ha stanziato l'importo di 155.000 euro e, con propria delibera di giunta regionale, la Regione Veneto approverà i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ai comuni e a loro forme associative per l'annualità 2022, stabilendo i criteri, le tempistiche e le modalità operative per l'assegnazione dei predetti contributi. I soggetti destinatari dei contributi della legge regionale 1693 sono i seguenti 22 comuni ubicati nell'area del Veneto orientale, così come individuata all'articolo 1, comma 2 della legge regionale 1619-93, costituiti come conferenza dei sindaci del Veneto orientale: Annone Veneto, Caorle, Cavallino Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, San Michele a Tagliamento, Sastino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto. I contributi della legge regionale 1693 possono afferire ad interventi decisi dalla conferenza dei sindaci del Veneto orientale e gestiti da un comune in qualità di ente capofila ed ottenere un contributo regionale della misura dell'80% delle spese preventivate e ammesse del singolo progetto.
La richiesta di contributo da trasmettere alla Regione Veneto a cura del Comune capofila deve di norma includere la documentazione comprovante l'approvazione della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale dei progetti presentati dagli enti locali e i loro contenuti alle deliberazioni dei competenti organi comunali di approvazione dei progetti dei relativi piani economico-finanziari, delle spese preventivate, analiticamente esposte e con indicazioni dei mezzi finanziari a copertura della parte non finanziata dal contributo regionale, nonché copia della convenzione da cui risulti l'individuazione dell'ente capofila deputato a gestire l'iniziativa e a tenere i rapporti con l'amministrazione regionale, con indicazione infine dei contenuti minimi del progetto. La Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale ha discusso le priorità e i temi rilevanti per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio di riferimento nelle sedute tenutesi in data 15 settembre 2021, 22 dicembre 2021 e 12 gennaio 2022, giungendo infine nella seduta del 2 febbraio 2022 all'approvazione del seguente progetto Legge Regionale 1693 per l'annualità 2022. Progetto Servizio di orientamento e consulenze comuni per la partecipazione ai bandi pubblici. Costo totale del progetto 193.764 euro, contributo legge regionale 1693 richiesto 155.000 euro, cofinanziamento a carico dei comuni aderenti 1.762 euro per comune, comune capofila Caorle, comuni aderenti 22, comuni di Annone Veneto, Caorle, Cavallino, Treporti, Ceggia, Citocao Maggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossata di Piave, Fossata di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musuri di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Paramaggiore, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, San Michele, Tagliamento, Sastino di Livenza, Taglio Veneto e Torre di Mosto. Considerato che si rende necessario provvedere all'approvazione della convenzione da cui risulti l'individuazione dell'ente capofila deputato a gestire l'iniziativa e a tenere rapporti con l'amministrazione regionale per l'attuazione del progetto e che copia della stessa dovrà essere trasmessa da parte del Comune capofila unitamente alla richiesta del contributo alla Regione Veneto. Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare nella seduta dell'8 marzo 2022, visti i pareri favorevoli della responsabile di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49 del citato TUE 267/2000, sentita la discussione sull'argomento per la quale si rinvia il processo verbale della seduta, visto altresì l'esito della votazione espresso per la stata di mano, come da seguito riportato, delibera, ho letto di più, di approvare la convenzione riportata in allegato A presente alla deliberazione tra i comuni aderenti al progetto, dalla quale risulta il comune di Caorle quale ente capofila deputato a gestire l'iniziativa e a tenere i rapporti con l'amministrazione regionale, demandandone al sindaco la relativa sottoscrizione. Di approvare il progetto dal titolo Servizio di orientamento e consulenza ai comuni per la partecipazione ai bandi pubblici, da candidare alla richiesta di contributo alla legge regionale 1693 per l'annualità 2022, riportato in allegato B alla presente deliberazione. Di dare atto che gli stanziamenti di entrata e spesa di bilancio di previsione 2022-2024 verranno modificati con futura variazione di bilancio secondo le risultanze di cui è la presente deliberazione. Di demandare al dirigente del settore tecnico del Comune capofila l'accertamento dell'entrata del contributo regionale di cui la legge regionale 1693, finalizzato alla realizzazione dei suddetti progetti e dell'importo derivante dalla quota pro capite dei comuni aderenti agli stessi, per la parte del costo non coperto dalla Regione Veneto. Di dare atto che la quota parte di finanziamento a carico del Comune di Caorle al progetto sarà di 1.762 euro, demandando al dirigente del settore tecnico, successivamente alla concessione del finanziamento regionale, il relativo impegno di spesa, che troverà copertura nel bilancio di previsione. Delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del testo unico degli enti locali, al fine di procedere con la presentazione della domanda del contributo alla Regione Veneto. Ci sono interventi sul punto? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto? Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. A riguardo del punto appena trattato, la lista civica Caorle di Tutti, Marco Sarto Sindaco, esprime parere favorevole.
Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, il mio gruppo esprime parere favorevole. Prego, capogruppo. Anche per noi parere favorevole, grazie. Possiamo passare alla votazione. Voti favorevoli? Consigliere Striuli, non ho visto se ha votato favorevolmente o no. Bene. Unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 4, relativo all'approvazione del progetto di riqualificazione del complesso parrocchiale di San Gaetano d'Atiene. Passo la parola al Sindaco. La parrocchia di San Gaetano ha avviato da molti anni un percorso di rivitalizzazione delle sue funzioni attraverso anche interventi di recupero edilizio del patrimonio, ristrutturando chiesa, campanile e canonica. Oggi intende proseguire in tale attività proponendo un progetto che prevede la riqualificazione e ampliamento del complesso parrocchiale finalizzato a creare e rigenerare gli spazi funzionali ed arricchire la comunità di San Gaetano di servizi pastorali, educativi e sociali. In data 3 febbraio 2020 ha depositato una proposta preventiva di fattibilità e di riqualificazione urbanistica che investe la sua proprietà e parte della proprietà comunale di pertinenza dell'ex scuola elementare. Tale progetto è stato istruito dagli uffici e illustrato all'amministrazione. In data poi 28 febbraio 2022 la parrocchia ha presentato il progetto generale di riqualificazione del complesso parrocchiale coinvolgendo come da studio di fattibilità parte della proprietà comunale rappresentata dalla vecchia scuola elementare. Tale proposta prevede 1. La demolizione di piccola porzione dell'ex scuola elementare e la realizzazione di un parcheggio con la predisposizione necessaria al montaggio del tendone per la sagra paesana tra la proprietà del comune e la proprietà della parrocchia. 2. Intervento di ristrutturazione con demolizione dell'ex asilo, oggi adiacente alla sala polifunzionale, centro sociale, per la realizzazione di locali, cucine e altri ambienti a supporto dei servizi offerti dalla parrocchia. 3. La costruzione di un nuovo corpo edilizio su 2 piani fuori terra destinato ad accogliere al piano terra attività di tipo lavorativo, sociale, come centro di aggregazione e luogo di incontro, mentre al primo piano locali residenziali per l'accoglienza e il personale. Tale corpo di fabbrica diventa elemento di unione tra la chiesa e la sala polifunzionale, uniti tra loro con un porticato. Tutto il progetto sarà realizzato per stralci funzionali da concordarsi tra la parrocchia e il comune di Caorle. Gli interventi proposti sono conformi alle linee del PAT. Le destinazioni proposte sono ammesse dal piano degli interventi vigente. Alla proposta, coinvolgendo parte di area di proprietà comunale, necessita di schema di convenzione nel quale è previsto che la parrocchia si impegna nel primo stralcio a demolire la porzione della scuola elementare, assumendosi solo gli oneri relativi alla demolizione con asporto di scarica dei materiali di risulta, escludendo qualsiasi altro onere relativo alla progettazione e o qualsiasi altra spesa per le opere funzionali al fabbricato comunale. L'amministrazione comunale si farà carico di tutte le spese relative alla progettazione ed esecuzione del compendio pubblico, ovvero la sistemazione dell'ex scuola elementare, nonché la realizzazione della nuova area parcheggio come riportato nell'elaborato grafico allegato, compresa la piccola porzione che ricade in proprietà parrocchiale, parcheggio nel quale verranno poste in essere le predisposizioni necessarie al montaggio del tendone per la sagra paesana. La parrocchia, oltre alla sola attività sopra descritta, si impegna alla riqualificazione degli edifici privati a destinazione sociale secondo il progetto generale di cui è la tavola 1 e ad adempiere in sede esecutiva a tutte le prescrizioni e indicazioni impartite dai vari enti e organi competenti. Per quanto sopra esposto, ritenuto il progetto meritevole di approvazione in quanto permette da un lato di riqualificare un complesso edilizio ormai datato e dall'altro a fornire alla comunità di San Gaetano e non solo un contesto di accoglienza, e visti i tempi, di accoglienza sociale che oggi è attivo e necessita di spazi adeguati. Richiamate le disposizioni delle norme tecniche di attuazione di PRG che prevedono l'approvazione del Consiglio Comunale del progetto. Deliberiamo pertanto di approvare il progetto generale di riqualificazione proposto dalla parrocchia di San Gaetano e rappresentato negli elaborati grafici trasmessi il 28 febbraio del 2022.
di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, che disciplina i rapporti tra la parrocchia e il Comune di Caorle per l'attuazione dell'intervento di cui al punto 1. Di demandare al settore tecnico tutti gli adempimenti necessari per pervenire all'approvazione e all'esecuzione della parte di competenza del Comune, di demandare alla sottoscrizione del suddetto disciplinare il dirigente del settore politiche territoriali e sviluppo economico. Prego, se ci sono interventi sul punto. Nessuno, possiamo passare alla votazione e scusatemi alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena espresso noi proponiamo voto favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Anche il mio gruppo esprime voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Sì, anche noi esprimiamo esprimiamo un parere favorevole, voteremo a favore di questa iniziativa. Aggiungo solo che ci sembra un'ottima iniziativa, nel senso che andare a rivalorizzare un attimino il borgo di San Gaetano era un po', diciamo, negli impegni elettorali di tutte le liste e di tutti i consiglieri che oggi siedono in questo Consiglio, per cui non c'è meraviglia, insomma, che si sostengano anche iniziative di questo tipo. Quindi auspichiamo che sia come dire, un modo di operare che possa essere replicato anche nelle altre frazioni. Grazie. Passiamo dunque al voto. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo ora al punto 5, relativo all'intervento di ristrutturazione edilizia con parziale cambio di destinazione d'uso ed ampliamento di un edificio sito in via Torre. Passo la parola al Sindaco. In data 22 dicembre 2020 è stata presentata istanza di permesso di costruire. Ci sono poi una serie di successive integrazioni nel tempo, ultima quella del 26/10/2021, per l'esecuzione di un intervento di ristrutturazione di un fabbricato esistente, e la domanda è stata presentata naturalmente ai sensi dell'articolo 3,1 lettera D del DPR 380/2001 con cambio di destinazione d'uso ed ampliamento ai sensi dell'articolo 6,1 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2019 denominata anche Veneto 2050. L'oggetto di intervento è l'immobile ubicato in Caorle in via Torre, insistente sull'area censita al catasto terreni al foglio 41 mappale 1008, cioè 1008. Trattandosi di un intervento che comporta la realizzazione di un edificio con volumetria superiore ai 2000 metri cubi, il progetto è subordinato al rilascio del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28 bis del DPR 380/2001 con previsioni plani volumetriche come stabilito dall'articolo 11,2 della legge 14 del 2019 come prima citate. In relazione alle previsioni del permesso di costruire convenzionato, la ditta ha presentato l'allegata documentazione con rappresentazione plani volumetrica dell'edificio in progetto estesa agli edifici circostanti per valutare i rapporti morfologici, spazio-dimensionali ed architettonici. La ditta ha concordato contestualmente all'intervento la sistemazione dell'area adibita a parcheggio antistante l'immobile oggetto di ristrutturazione del marciapiede fronte e confine con detta area, depositando tavola di progetto e computo metrico. Attualmente, naturalmente, zona necessitante di manutenzione. Ritenuto per le finalità indicate in premessa e a norma delle vigenti disposizioni, procedere all'approvazione dello schema di convenzione allegato al presente atto, che disciplina l'esecuzione dell'edificio secondo le indicazioni plani volumetriche proposte, nonché la realizzazione a spese a cura della ditta proponente della sistemazione dell'area adibita a parcheggio antistante l'immobile, oggetto di ristrutturazione e del relativo marciapiede per un importo lavori pari a 14.000. Richiamati gli elaborati di progetto, preso atto che l'importo dei lavori al netto degli oneri e delle spese è per l'intervento in progetto superiore a quanto dovuto a titolo di monetizzazione degli standard urbanistici rapportati al volume di progetto derivante, per cui le opere sostanzialmente sono superiori in termini economici a quanto sarebbe stato previsto per la monetizzazione delle opere stesse.
e di Veneto 2050. Vista e valutata l'allegata bozza di convenzione urbanistica regolante i rapporti per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto superficiale dell'area adibita a parcheggio pubblico del marciapiede antistante la proprietà, richiedente il permesso di costruire, compresi tra via Adige e via Torre. Visti i pareri favorevoli degli uffici, si delibera, per le motivazioni espresse, di prendere atto della richiesta di permesso di costruire convenzionato relativa ad un intervento di ristrutturazione di un fabbricato esistente e l'ampliamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14/2019, come si diceva prima, denominata Veneto 2050, riguardante l'immobile ubicato in Caorle in via Torre. Di autorizzare la rinuncia al vincolo d'uso pubblico del porticato dell'edificio esistente, così come vincolato con atto del notaio de mezzo. Di approvare l'allegato schema di convenzione che disciplina l'esecuzione dell'edificio secondo le indicazioni planivolumetriche proposte e la sistemazione dell'area parcheggio tra via Adige e via Torre a proprie spese e cura da parte della ditta proponente. Ci sono interventi sul punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena espresso, parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Il mio gruppo si astiene da questa votazione. Prego, capogruppo Miollo. Anche noi ci asteniamo. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? È uscito un consigliere. Sì, abbiamo scritto. Contrari? Astenuti? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Si passa il voto. Se è favorevole, te il numero? Sì, 11? No. 1, 2, 3. Sì, manca la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Sono 11. No. Okay. Passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Benissimo. Possiamo passare al punto 6, relativo all'approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segretario comunale tra i comuni di Caorle e Istrana. Relazione all'assessore Vera Montisano. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ai comuni è data la possibilità di stipulare convenzioni per la gestione in forma associata dell'ufficio di segretario comunale. Le convenzioni devono disciplinare le modalità di espletamento del servizio, devono determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, devono indicare la durata della convenzione e devono dare la possibilità ai comuni di recesso dalle stesse. Naturalmente devono contenere anche reciproci obblighi e garanzie. Inoltre va individuato anche il sindaco competente per la nomina e la revoca del segretario comunale. Su richiesta del Comune di Istrana, il Comune di Caorle e di Istrana, dopo le dovute valutazioni finanziarie, organizzative e di merito, hanno convenuto sull'opportunità di stipulare un'apposita convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di segretario comunale. Le due amministrazioni hanno individuato nella dottoressa Patrizia Pavan la figura dotata dei requisiti per l'assunzione della titolarità della costituenda sede di segreteria. La Convenzione quindi prevede la conduzione in forma associata dell'ufficio di segreteria ad opera di un unico segretario comunale per l'espletamento delle funzioni. Il Comune di Caorle assume il ruolo di capo convenzione, al quale competono la nomina e la revoca del segretario comunale, naturalmente sentito il Comune di Istrana. Il trattamento economico e giuridico sarà gestito dal Comune di Caorle. La presenza settimanale ordinaria del segretario comunale presso i comuni convenzionati sarà ripartita in 24 ore su 36 a Caorle e in 12 ore su 36 a Istrana. Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti e al recupero, con scadenza semestrale, delle spese a carico del Comune di Istrana, il quale dovrà effettuare rimborso entro 30 giorni dalla richiesta. La spesa relativa al trattamento economico sarà posta a carico di ogni comune in base alla ripartizione delle ore.
La convenzione avrà decorrenza dalla presa in servizio del segretario comunale, titolare della nuova sede di segreteria convenzionata, ed è valida fino al 31 dicembre 2023. Potrà comunque essere modificata in ogni momento. Prima della scadenza i comuni hanno facoltà di sciogliere la convenzione consensualmente oppure ciascuno di essi ha la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione stessa. Io vi ho fatto un riassunto, se volete vi leggo la delibera. Ok, Presidente, io ho finito, grazie. Bene, se ci sono interventi sul punto? Nessun intervento, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena espresso esprimiamo parere favorevole. Capogruppo Marchesan. Il mio gruppo si astiene. Capogruppo Miollo. Noi esprimiamo parere favorevole dando il benvenuto alla nuova segretaria. Grazie. Passiamo dunque al voto. Voti favorevoli? Astenuti? Quindi possiamo passare, sì, astenuta. Possiamo passare alla votazione sulla immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Bene, possiamo passare quindi all'ultimo punto, il punto numero 7, relativo alla risoluzione mozione avente ad oggetto condanna alla guerra tra Ucraina e Russia e a sostegno del popolo ucraino. E a tal fine, prima di passare agli interventi, invito il capogruppo Zia a dare lettura della mozione. Grazie Presidente. In qualità di capogruppo della lista civica Marco Sarto Sindaco, caulo di tutti, viste le drammatiche vicende di guerra, chiede che venga votata una mozione avente per oggetto la condanna alla guerra ucraino-russa e sostegno al popolo ucraino. Premesso che il ripudio alla guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali costituisce uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico costituzionale. La drammatica situazione venutasi a creare a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sta scatenando una guerra dalle conseguenze imprevedibili alle porte dell'Unione Europea. L'Unione Europea rappresenta la garanzia di uno spazio di pace, di diritti e libertà irrinunciabili. Riteniamo intollerabile, dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, si debba ancora assistere a tali atti di violenza che rappresentano un attentato ai diritti, alla democrazia d'Europa intera. Chiediamo che il Consiglio Comunale esprima la più ferma condanna per l'invasione della Russia in Ucraina, chiedendo al governo italiano di farsi portavoce della succitata mozione, inviandola alle ambasciate ucraina e russa di Roma e ai consolati russi di Milano e Verona. Il Consiglio Comunale dia mandato al Sindaco di farsi interprete per espresso il nostro governo affinché attivi tutti i canali diplomatici atti a risolvere in maniera pacifica questa controversia. Chiediamo inoltre all'amministrazione comunale di Caorle che solleciti il nostro governo e tramite esso la Comunità Europea e le Nazioni Unite all'immediata sospensione di ogni attività bellica e contemporaneamente all'attivazione delle attività diplomatiche che conducano all'immediato cessate il fuoco. Che l'amministrazione di Caorle, nel perdurare della crisi, istituisca un tavolo di lavoro permanente al fine di poter coordinare ed eventualmente accogliere anche nel nostro territorio le famiglie e i bambini in fuga dall'Ucraina. Grazie. Se ci sono degli interventi e in particolare per quel che riguarda la mozione proposta dal capogruppo Miollo, chiedevo se la possiamo considerare integrativa rispetto a quella che è stata proposta, così da votarle tutte e due in questa unica seduta di Consiglio Comunale, visto che sostanzialmente insomma, lo scopo e la finalità è la medesima. Assolutamente sì, se per quanto riguarda noi va assolutamente bene. Va bene. Se
Se ci sono altri interventi o altre dichiarazioni in merito a questo punto 7, altrimenti possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Caule di tutti esprime parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Anche il gruppo Rocco Marchesan Sindaco esprime voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Anche il nostro gruppo vota a favore. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Mi pare che abbiamo discusso di tutti i punti, per cui possiamo chiudere questa seduta del Consiglio Comunale. Auguro a tutti una buona serata.